Serata conclusiva di luglio della rassegna Incontri con l'autore e con il vino, promossa dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio. L'incontro, condotto da Giampaolo Polesini con la presenza del vice presidente della regione FVG, Mario Anzil. L'appuntamento, gli incontri con l'autore e con il vino sono diventati ormai un appuntamento tradizionale, dimostrano che Lignano non è solo un luogo di turismo, ma anche di cultura e tra l'altro anche di promozione del territorio. Oggi si assaggerà la malvasia dell'azienda Camodeano e il libro e la malvasia hanno una cosa in comune: richiedono tempo per essere apprezzati, ma poi lasciano un ricordo, e così sarà stasera per questo straordinario vino bianco e anche per il libro dell'autrice Elisabetta De Dominis, che ci insegna che il mito è ancora attuale. Al di là della carne è una rilettura lirica e introspettiva del mito di Camelot. Incentive sul tormentato legame tra Merlino e Viviana, l'opera usa il patrimonio simbolico celtico, non ai fini storici, ma per esplorare l'amore, il desiderio e l'immortalità dei sentimenti. Buonasera, sono Elisabetta De Dominis, l'autrice di Al di là della carne, che narra l'amore tra il mago Merlino e la Dama del Lago. Sono due monologhi in cui ognuno racconta la sua versione della storia, perché spesso l'uomo e la donna hanno due percezioni diverse della propria storia d'amore. È nell'ambito del mito arturiano, ma è incentrato proprio su questa sofferta storia d'amore. In degustazione la malvasia Doc Friuli dell'azienda agricola Camodeano di Palazzolo dello Stella, un bianco dal colore giallo intenso e luminoso, con spiccate note balsamiche, floreali ed esotiche al naso. Un sorso morbido, avvolgente e persistente.